Da Milano Fashion Week, Giancarlo Pirolotti. Ciao Favola, ciao Stella. Sì, stiamo Ciao Fashion Victims. Victims, ok. Sì. Un kiss a tutte quelle che ci stanno in ascolto. Ecco, sì, dal vostro Giancarlo Pirolotti. Abbiamo i nostri, diciamo, showroom. Dove? Milan, London, Cerea e Spininbecco. Uno è a casa di Tony praticamente. Posso anche presentarvi la nostra nuova linea, aspetta che mi sposo di qua, la Ciao Stella. Autunno, inverno e mese stagioni fashion style. È mese stagioni. Si è appena spenta la serata della Milano Fashion Week 2024. E io e il mio staff eravamo presenti per percepire e recepire, diciamo, tutte le nuove tendenze. Ci dica allora che tendenze ci sono. Beh, intanto c'è sempre la tendenza a rompere i uvi. Quella esiste fin dalla notte dei tempi. Vero. Per esempio nel Medioevo, quanto rompeveli? Era sempre diverse. Non parliamo poi della moda ai tempi del Medioevo, che avevano questi maglioni in metallo, cos'era, in fil de ferro, cos'era? La maglia che se per caso ti hai appena fatto la barba, se tu come ti arrivava a casa alla sera, arrivavi a casa tutto rosegato, veramente. Se tanto mi dà tanto, se anche, insomma, l'intimo era così, le mutande, mamma mia, i boxer, tornavi a casa da una battaglia, come hai rimesso in ZTL? No, per dire, no. Teniamo presente che lì si battagliava in mezzo al fango, in mezzo alle scalizzagne. Scusi? Si battagliava in mezzo al fango, in mezzo alle scalizzagne, non mi ci far pensare. Vabbè, a parte questa divulgazione, la tendenza di Stano sarà l'insegna del colore. Del colore? Sì. Via quei colorini svelensi, via! Basta con le tonalità cremisi, via con quelle sfumature color lesso e pearà, via! Via i toni su toni, i sottotoni, i nickel toni, i toni franchi, basta! Stop coi Rolling Stone, stop coi Beatles, stop! Vogliamo colore, stupore, fantasia, energia, il sesso. avevano le antenne. Veramente sarà una moda all'insegna di una donna sicura e cosmopolita. No, cosmopolita, cosmopolita. No, Stella, Favola, lascia stare che a Milano in metropolitana che era di quei profumi, altro che cosmopolite, cioè waters is not just for drinking, cioè l'acqua non è solo da bere, cioè usiamola anche per le lesene, piccolo muflone coi tacchi a spillo che cammini, comunque guarda, sarà una donna sicura di sé, cosmocosita, insomma, positiva, ottimista, anche se non arriva a fine mese, ma fa una brenta di ciodi per essere fashion. Questa è la donna che vogliamo, una donna che maia pan e bondola, ma bondola fashion. Ma non solo donna, no, Stella, la moda pensa anche a voi maschietti. Basta con le braghine titari che vi compra in saldo vostra moglie. Basta con i maglioncini tristi e tutti fruati, basta. Bruciati i pinocchietti con le culisse e i calcagni, basta. Stano sarà un uomo sicuro di sé, cosmopolito anche lui, ma camionaro inside, che sa quello che vuole, propositivo, ottimista anche se non arriva a fine mese, ma fa una brenta di straordinari per essere fashion. Vedi? Che torna straco coppato che quando arriva a casa va dritta in branda. Ma una branda fashion. Anche la branda fashion. Con un occhio all'ambiente. Che domande da Ebet che mi fai, Stellina in brodo. Ma come? Stellina in brodo di dado che non sei altro. Noi altri fashion creators, quando non criamo, siamo attenti all'ambiente. Non ci piace del resto vivere nell'uamaro. Chi ci piace vivere nell'uamaro? Nessuno. Infatti abbiamo creato la fashion reciclation. La fashion reciclation? Sì, guarda, non siamo mica qua a farci i brufoli finti con l'uniposca. C'è qualcuno che li fa. Per farti un esempio, ogni giovedì vado all'isola ecologica di Sevio a cercare i capi ancora buoni, che a volte, sai, con una botta di culo cati anche delle camisette belle che non si sa. Vero Tony?
Pensa che un'altra delle mie fonti di ispirazione per la fashion reciclation è il mio cuginetto Giannampino. Giannampino, ma anche lui è un futuro stilista. Ma no, favola! No, è che ha 7 anni, sì, è uno sgnaolino e quindi riesce a entrare nei cassonetti quelli gialli. Ma no, ma dai, ma per piacere, ma sfruttamento minorile. Cosa? Ma cicate di quella roba li rende a gusto, Cioè, lascia lì la roba gresa, ma tira fuori di quella robetta. Grazie Giancarlo, alla prossima. Sono io che ringrazio voi, favole, stelline, orsettini di peluche, al tigrotto arruffato della Malesia. Ciao Tonino Laringoiatra. Un kiss, un bacio, un ciucionzino. Va bene, abbiamo capito, guardi.